Con noi Luca Giaroni, tecnico del Seregno. Luca, io penso che peggio di così il tuo Seregno non possa fare. No, spero proprio di no, perché sennò sarebbe dei guai seri. Stasera è stato veramente un disastro dal primo minuto all'ultimo. Il Trissino ha nettamente meritato di vincere questa partita. Sono stati molto più bravi di noi, molto più in partita. Quindi complimenti innanzitutto al Trissino perché ha veramente meritato di vincere stasera. Quanto a noi, non so, sinceramente non so spiegarmi questa prestazione così brutta. Probabilmente, anzi sicuramente la colpa sarà mia che non li ho preparati adeguatamente per la partita, però stasera veramente non so cosa dire veramente, non so cosa dire perché un Seregno così brutto non si era mai visto, ma mai visto proprio. Giaroni in settimana più volte aveva rimarcato il fatto che il Trissino non meritava quel punticino che aveva in Coppa Italia e si è visto, era organizzatissima. Questo forse è proprio un monito per far capire ai tuoi ragazzi, che sono giovani anche loro, che forse il campionato di A2 è un po' più difficile da come si lo potesse immaginare dopo magari le vittorie con Scandiano e con Reggio. No, sicuramente i ragazzi devono capire che se vogliamo salvarci quest'anno non possiamo certo giocare così. Dobbiamo giocare nettamente meglio, dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo essere più squadra, quello che non siamo proprio stati stasera. E io veramente mi auguro che sia solo un passo falso questo. Mi auguro già dalla prossima di vedere quantomeno un altro tipo di squadra, un altro spirito, perché se no, se il Seregno dovesse essere questo per tutto il campionato, allora sicuramente meriteremo di retrocedere. L'ultima cosa, la fase difensiva, hai avuto tante buone cose dopo diciamo, il girone di ritorno della Coppa Italia. Questa sera sembra quasi aver perso quei fondamentali. Sì, adesso poi me la rivedrò con calma a casa perché adesso ho ancora addosso l'adrenalina della partita, quindi sono anche poco lucido. Sicuramente abbiamo fatto degli errori in fase difensiva che di solito non facciamo. Devo cercare di capire cosa non ha funzionato stasera. Praticamente tutto, e quindi riprendere un po' il filo di quello che avevamo fatto nelle ultime partite di Coppa Italia, dove avevamo giocato bene ma perché avevamo difeso bene. Stasera invece è mancata proprio la fase difensiva e di conseguenza tanta confusione in pista, tanti passaggi sbagliati, tanti contropiedi non fatti, non sfruttati, troppo brutti per essere veri stasera. Ok, ringraziamo Luca. Grazie.